come sei arrivato a prendere la decisione di fare la scelta solista? Beh, diciamo che il periodo è nato in maniera naturale, nel senso che durante e dopo You Wrong ognuno coltivava le proprie passioni individuali. Di nascosto. Di nascosto, esatto, di nascosto agli altri. E pian pianino, insomma, come le tresche nascoste, tutto è dovuto venire all'aria aperta e bene o male ognuno ha preso la propria strada e alla fine siamo rimasti tutti amici, perché siamo tuttora tutti amici e ci siamo resi conto che ognuno ha trovato anche la propria soddisfazione. Dammi il tempo di riscrivere una vita nuova fatta per me. Dammi il tempo di ricominciare, il tempo di cadere per poter risalire. Tu dammi il tempo per restarmene a guardare ora l'alba che sale. Dammi il tempo di telefonare, di correre giù al mare per potermi lavare. Voglio morire a metà. Che così sono sicuro di poter vivere bene quello che resta di me. Dammi il tempo per osservare, per annusare fuori, per respirare. Dammi il tempo per poterci incontrare, il tempo per agire che lo sappia sfruttare. Voglio morire a metà. Che così sono sicuro di poter vivere bene quello che resta di me. O forse il tempo c'è già. O forse il tempo c'è già. Dammi il tempo di riscrivere una vita nuova fatta per me. Dammi il tempo di ricominciare, il tempo di cadere per poter risalire. Dammi il tempo per osservare, per annusare fuori, per respirare. Dammi il tempo per poterci incontrare, il tempo per agire che lo sappia sfruttare. Voglio morire a metà. Che così sono sicuro di poter vivere bene quello che resta di me. Voglio morire a metà. Che così sono sicuro di poter scrivere bene quello che resta di me. Voglio morire a metà. Voglio morire a metà. Morire a metà. Che così sono sicuro di poter vivere bene quello che resta di me. Morire a metà. Che così sono sicuro di poter scrivere bene quello che resta di me.